Bien, eh bien, j'ai le plaisir d'ouvrir la séance du mardi, la deuxième séance de ce colloque au piano. Et la signora Paola Cantu va nous parler de l'algébrismo di piano, i concetti di uguaglianza e funzione. Uguaglianza e funzione. Alors, merci. J'avais au début pensé de parler français, après j'ai vu autant d'italien dans la salle che la tentation di parlare italien c'était trop forte. Quindi parlerò in italiano oggi e ho le slides in italiano, però qualunque poi domanda nella discussione può essere tranquillamente in francese. Questa è un po' l'idea di quello che vorrei fare oggi, iniziare con una piccola premessa metodologica, dicendo quali sono tutti i problemi che ho nel fare questa ricerca, ce ne sono anche altri. Poi analizzerò, come promesso un po' nel titolo, in particolare la mia interpretazione delle nozioni di funzione e di uguaglianza in Peano, facendo qualche confronto anche con Padua e usando per il concetto di funzione anche qualche testo di Gödel che mi sembra un po' rafforzare o comunque che io leggo come un possibile argomento a favore di questa interpretazione. E poi verrò a spiegarvi perché ho introdotto questa specie di neologismo, algebrismo, che è anche un po' brutta, sto ancora pensando se si possono magari trovare dei nomi migliori, per cercare di identificare una filosofia della matematica specifica a Peano senza che diventi immediatamente un proto-logicismo, proto-strutturalismo o pre-logicismo per-strutturalismo, quindi cercando di cogliere una specificità nella difficoltà anche di un'analisi storica della matematica. Le questioni metodologiche sono prima di tutto la famosa domanda che è già emersa anche nella presentazione per esempio di Erika Luciano, se ha senso chiedersi se c'è una filosofia della matematica in Peano e nella sua scuola, visto che il concetto di scuola è così problematico, non sto a riprendere la questione, però io userò spesso questa espressione Peano Co, che vuol dire Peano e alcuni collaboratori, vi dirò di quali mi occupo, e quindi non pretendo di parlare dell'intera scuola, tanto più che non è chiarissimo che cosa si deve intendere per scuola. E quindi selezionerò un po' ad hoc io gli autori e non risolvo, ma affronto il problema in questo modo. La terza questione sarà quella di quelli che io chiamo protoismi, cioè andare a vedere che tipo di epistemologie meno definite, meno chiare, meno unitarie rispetto ai tre grandi ismi nei fondamenti della matematica, poi ce n'è qualcuno in più, ce n'è un po' più di tre, comunque rispetto ai grandi ismi che sono diventati dominanti dagli anni 30 in poi, possono essere un po' usate quali categorie per andare a studiare la filosofia della matematica degli autori precedenti. C'è o non c'è una filosofia della matematica esplicita e condivisa nella scuola di Peano? Lolli e Gemonat hanno detto no, non c'è proprio perché sì, c'è un gruppo di ricerca, ma non c'è un'unitarietà e anche un tentativo di diffondere eh, con un certo sistema questa unità. Per esempio, per confronto si potrebbe dire la scuola di Vienna, il Circolo di Vienna era una scuola in questo senso, invece avevano un manifesto esplicito, hanno avuto delle tecniche di diffusione e di costruzione, insomma, dell'epistemologia dominante diverse. In entrambi i casi, comunque, il fatto che ci fossero grosse differenze d'opinione resta, quindi ci sono tra Peano e i suoi collaboratori come ci sono all'interno del Circolo di Vienna. Io dico subito che quello che mi interessa di più sono proprio le differenze d'opinione, quindi quello che mi interessa è non è necessariamente dire che c'è filosofia della matematica perché è esplicita e condivisa, in realtà mi interessano un po' le sfumature. Per Vailati forse ci potrebbe anche essere. Vailati, il filosofo del gruppo, ha fatto questo articolo nel 1906 in cui ha spinto un po' nella direzione pragmatista. Io confesso che avendo studiato a Milano con Mangione, questa era sempre un'interpretazione che veniva scartata fin dall'inizio, cioè era come dire ma non è neanche da prendere in considerazione. Col tempo ho sempre più pensato che per quanto Vailati spingesse e magari in qualche caso i suoi argomenti non fossero così cogenti, secondo me ci sono diverse intuizioni
adeguate. Per esempio l'insistenza folle, secondo me, in qualche momento di Peano sul minimo numero, sulla brevità, sulla concisione, conferme poi mi sono venute tante volte da appunto articoli, presentazioni di Erika Luciano e Silvia Roero, effettivamente sono pragmatiste, ma del pragmatismo tra l'altro di Papini e Prezzolini, neanche del pragmatismo di Peirce. Quindi c'è un cotè di un pragmatismo veloce, spicciolo se vogliamo anche, che comunque non si può escludere troppo rapidamente dai lavori di Peano. C'è poi la questione del logicismo. Allora, Kennedy sicuramente chiariva che Peano non può essere considerato logicista, riprendendo il testo sul concetto di numero, dove appunto discute alcune critiche all'introduzione del numero come classi di classi. Allora Peano è sempre molto cauto, non dice mai non si deve fare, ma ci sono definizioni magari più interessanti, più per le applicazioni, oppure meglio. E comunque poi è sempre molto tollerante, però si possono magari individuare alcune sue preferenze. In realtà, secondo me, il grosso problema del dire se Peano era o non era logicismo è spiegare prima cosa si intende per logicismo. Questo è un po' tutto il lavoro che io cerco di fare in questa, è una ricerca nuova, comunque non è, solo alcune cose sono già pubblicate. E l'idea è, in realtà bisogna prima chiarirsi un po' su che cosa vogliamo intendere per logicismo. E poi il problema è che in Peano, dunque Erika Luciano ci diceva sì, c'è una filosofia della matematica in quanto c'è questo interesse per la didattica, quindi c'è una teoria dell'educazione dietro. Secondo me c'è anche qualcosa di più, cioè ci sono delle prese di posizione in alcuni casi, per questo chiedevo ieri anche sulla linea editoriale della rivista, perché non avendo lavorato su quello, mi chiedevo se al di là di alcune famose recensioni di Peano ci sono anche altre mosse indirette di Peano che possano spiegare le sue preferenze epistemologiche. Non entrerò nei dettagli sui collaboratori, comunque qua vedete già i nomi degli autori su cui mi sto concentrando, che sono Padua, Boraliforti, Vailati e Pieri. Ora non entro nelle ragioni di questa scelta, che comunque è limitata, condizionata, e al di là di Vailati, che forse è il filosofo esplicito del gruppo, in tutti gli altri casi ci sono soprattutto in Padua e in Pieri, secondo me, delle posizioni più chiaramente identificabili. In Buraliforti c'è soprattutto l'approccio operatorio come tema generale. E anche nell'analisi delle definizioni, anche lì si possono ricavare alcuni elementi utili per determinare la filosofia della matematica. Sicuramente ci sono diverse divergenze su punti piuttosto importanti, quali definizioni si possono o non si possono usare, per esempio la critica di Padua alle definizioni per astrazione, oppure la questione della demarcazione logica matematica, oppure ancora i modi in cui vengono definiti i numeri, penso ad esempio, qualcosa riprenderò dopo, ma non tutto, il concetto di numero razionale e quindi la diversa definizione di Padua della frazione come rappresentante di una classe di equivalenza o la definizione operatoria data da Peano. E poi ci sono moltissime ambiguità non facili da risolvere legate all'evoluzione, per esempio, anche dell'opera del formulario. Non riprenderò i dettagli oggi, però sulla nozione di uguaglianza avevo cercato un pochino di seguire i cambiamenti di alcune proposizioni in base, non so, alle proposte di Padua o alle proposte di altri. E è un lavoro, diciamo, un po' imponente e anche un po' noioso, però l'idea che mi sono fatta, ancora tutta un po' da confermare, è che fino a un certo punto Peano sia molto aperto a raccogliere le proposte dei suoi collaboratori e modifica alcune parti. A un certo punto si rischia di entrare un po' in contraddizioni continue, quindi a un certo punto ho l'impressione che Peano smetta un po' di accogliere le critiche, quindi c'è qualche lettera di Padua che dà un po' quest'idea, dice ma io aspettavo che venisse un po' presa in considerazione questa cosa, no? E quindi ho l'impressione che quando si va sempre di più verso il formulario nell'edizione latina, quindi la quinta edizione del 1906, si va sempre di più verso un corpus dove qualcuna di queste contraddizioni è stata tolta e il caso dell'eguaglianza è un caso emblematico perché ci sono, cioè ogni testo di Piano c'è una definizione diversa di uguaglianza e modi di, io le accenderò alle prime, poi nel formulario c'è tutta un'altra evoluzione ancora
E questo è l'altro grosso problema metodologico. Quindi, siccome ci sono dei testi in cambiamento, in fieri, e è anche difficile capire chi ha suggerito cosa, è più facile far vedere le ambiguità o le differenze che non costruire una filosofia della matematica unitaria. E quindi è qualcosa che non mi interessa, ma che credo sia anche molto difficile da fare. Se non ci sono riusciti loro, è comunque difficile anche ex post trovare, riuscire a ricostruirlo. Allora, io cenerò oggi solo a tre di questi ismi, protoismi, che sono logicismo, strutturalismo e pragmatismo. Pragmatismo lo menziono, però non discuto oggi i punti di contatto tra Peano e alcune forme di pragmatismo. Ma arrivo proprio alla questione di cui parlavo prima. Come si può definire che cos'è logicismo, che cos'è strutturalismo? Ovviamente ci sono modi diversi. Uno è una definizione storico-descrittiva. Dico, il logicismo è la teoria di Russell nell'opera tal dei tali, perché poi spesso anche in un autore devo identificare il periodo. Però a questo punto avremo talmente tante forme di logicismo che come categoria filosofica di analisi concettuale perde un pochino di senso. Una definizione analitico-normativa può essere invece basata sull'idea, beh, vedo alcuni punti chiave, poi chiederò che siano delle condizioni minimali o che ce ne siano almeno un certo numero consistente e comunque cercherò di individuare questi aspetti e la terza ipotesi è dire cerco di mettere insieme questi due approcci, quindi io ho in mente degli autori precisi su cui sto lavorando, a partire dal loro lavoro cerco di enucleare dei punti chiave e poi torno indietro per vedere, insomma c'è una specie di andirivieni tra definizione storico-descrittiva e analitico-normativa ed è un po' in questo modo, con un approccio comparativo tra diversi autori, che mi sto muovendo. Quali sono in qualche modo le fonti di ispirazione che ho usato? Prima di tutto la distinzione di Van Eyck tra logica come calcolo e logica come linguaggio, è una distinzione che secondo me storicamente non tiene, lui la applica, adesso poi lo vediamo, per esempio include nella stessa categoria Peano e Frege in maniera secondo me un po' semplicistica, però alcuni punti chiave di questa distinzione possono comunque essere utili e poi riprenderò, perché sto lavorando a un progetto sullo strutturalismo, alcune caratterizzazioni dello strutturalismo. Per esempio Reck and Price nel 2000 dicono com'è che si fa a determinare quando nasce veramente lo strutturalismo, ci devono essere dei contributi in algebra astratta, ci deve essere qualche risultato sul metodo assiomatico, qualche cosa che riguardi la nascita, lo sviluppo della teoria degli insiemi e poi, proprio se vogliamo, la sanzione arriva con lo strutturalismo di Bourbaki. E poi cercano di individuare quello che è invece il protostrutturalismo, vedremo qualcosa in più dopo, ma in cui soprattutto l'idea di sistema relazionale, in cui gli elementi di un sistema sono definiti soltanto attraverso la relazione con gli altri enti, come uno dei tratti centrali. E per essere onesta, diciamo, sto lavorando a un progetto con loro in cui dovrei discutere cosa c'è in Grassmann di strutturalista o di protostrutturalista, quindi da lì viene questa idea di vedere, sarà un po' la conclusione del mio lavoro, vedere se la linea di Grassmann ha degli echi anche nei testi di Peano, non solo perché Grassmann ha scritto il calcolo geometrico, ma perché in generale secondo me ci sono dei punti di contatto. Vediamo un attimo brevemente la distinzione di Van Eyck. La logica come linguaggio sarebbe un approccio assiomatico che lui attribuisce a Frege, Russell, Peano e quella come calcolo Löwenmann, Schröder, quindi diciamo la tradizione poi di teoria dei modelli. La sua idea è che nella logica come linguaggio il calcolo proposizionale è ancorato nella teoria dei quantificatori che variano su variabili individuali e hanno per dominio la totalità degli oggetti di discorso, quindi l'idea che l'universo contiene tutto quello che c'è ed è fissato, cioè la logica parla di tutto e tutto quello di cui si parla deve stare dentro la teoria logica. In questo senso dice logica come linguaggio perché ha questa capacità espressiva. La conseguenza è, secondo Van Eyck, che non si può dire nulla e non c'è nemmeno bisogno di dire nulla al di fuori del sistema e quindi le questioni metateoriche vanno in secondo piano, quindi coerenza, indipendenza, completezza sarebbero problemi più difficili da porre
in questa prospettiva o meno interessanti. Beh, si vede subito che la questione dell'indipendenza in realtà ovviamente si pone, oppure che Peano non è all'interno di questa categoria, quindi questo è banale. E poi c'è questa idea di un linguaggio formale universale che si deve sostituire al linguaggio naturale, altro tema che chiaramente in Peano crea problemi. E poi c'è l'approccio della logica come calcolo, dove l'universo del discorso può essere modificato a piacere e si possono fare osservazioni sui cambiamenti, dove si ha una nozione di validità basata su una teoria intuitiva degli insiemi mantenuta anche al di fuori del sistema, e le questioni relative alla validità delle formule ben formate in domini diversi tra loro diventano centrali, quindi c'è un po' questo approccio comparativo con una sorta di nozione di validità che resta comunque pre-teorica, comunque al di fuori un po' della teoria. A partire, diciamo, da questa classificazione mi sono chiesta se si può provare a dare una definizione di logicismo che contenga alcuni di questi punti. Il primo è che la matematica è parte della logica, quindi che tutti i concetti matematici, oppure in una versione più debole, tutti i concetti aritmetici soltanto, primitivi, sono concetti logici. Ogni teoria matematica, versione debole, ogni teoria aritmetica può essere derivata da principi logici. Poi analizzerò un po' più in dettaglio anche questo punto, in realtà si può dividere in tanti sottopunti, si può analizzare ulteriormente. Un secondo punto è proprio considerare l'identità come fissata su un dominio di oggetti e quindi i quantificatori variano su tutti gli oggetti dell'universo. Questo è un po' vero nel caso di Frege. C'è poi la questione della definizione di numero, quindi il numero naturale come classi di classi, come concetto logico, e il concetto di numero razionale come copreordinata concetto logico. Altra idea, appunto, provo a inserire nel logicismo questa idea di Van Heertot che la logica sia il fondamento di tutte le scienze e di tutte le teorie, quindi che non si possa avere metalogica. L'idea è che ogni teoria è esprimibile con una parte di assiomi logici più altri assiomi, quindi anche quelle che non sono riducibili alla logica non possono comunque prescindere dalla logica. Sesto punto, che la matematica dovrebbe essere ridotta a certi elementi fondamentali, concetti logici primitivi e proposizioni logiche, quindi c'è una forma di riduzionismo. Nel caso di Russell, per esempio, non è necessario che questo riduzionismo avvenga attraverso l'aritmetica, quindi non tutte le parti della matematica sono ridotte a logica tramite l'aritmetica, ma per esempio c'è questa idea sviluppata da Sébastien Gandon e da altri che per esempio la geometria possa essere ridotta a teorie delle relazioni direttamente, passare per l'aritmetica. Questa sarebbe un po' l'idea di Whitehead e Russell nei Principia. E ultimo punto, i sostenitori del logicismo dovrebbero avere una filosofia esplicita della matematica, o almeno un interesse forte per la filosofia. Perché aggiungo questo punto? Perché quando si parla di strutturalismo oggi spesso si distingue tra uno strutturalismo matematico o metodologico che non fa nessuna ipotesi, per esempio, sul che tipo di esistenza hanno gli oggetti matematici, cosa sono le strutture, eccetera, eccetera, e poi lo strutturalismo filosofico. Quindi, invece, nel caso del logicismo non mi pare che questa distinzione venga fatta d'abitudine, cioè si dà un po' per scontato che i logicisti abbiano sempre una posizione filosofica molto forte. Non so se è una condizione necessaria, diciamo, separandola, secondo me, si permette almeno di porre il problema. Quindi non so se c'è un logicismo matematico, ecco, questa potrebbe essere una domanda aperta. Esiste una forma di logicismo solo matematico o metodologico? E vengo alla questione del protostrutturalismo. Perché parlo tanto di logicismo e strutturalismo? Perché Peano, se da qualche parte si deve piazzare, sembra che debba stare da qualche parte tra questi due estremi. Protostrutturalismo, ho già accennato prima all'idea dello strutturalismo matematico-metodologico, quindi algebra astratta, metodo assiomatico, teoria degli insiemi, strutturalismo alla Bourbaki. Chiaro che non pretendiamo di arrivare al strutturalismo di Bourbaki nel caso di Peano,
Oppure, e questo è il protostrutturalismo, allora c'è questo volume ancora in fieri, quindi l'introduzione ancora non c'è, però questi sono alcuni dei punti che Reich e Schimmer stanno elaborando. Spesso c'è una critica della definizione generale di scienza del numero della quantità. Questo è un elemento che nella tradizione tedesca sicuramente va indietro almeno fino a Kant e poi Hegel in un certo senso, perché Kant non fa una vera e propria critica della scienza della matematica come grandezza, ma si dice che è grandezza per le ragioni sbagliate, se è scienza della grandezza lo è per quest'altra ragione. Da Bolzano in poi si dice no, non è scienza delle grandezze, però poi verso la fine Bolzano ritorna alla definizione dicendo vabbè, i matematici la usano, usiamola, ma comprendiamola bene, quindi c'è un po' questa ambivalenza tra mantenere una forma, una definizione in uso e cambiarne dall'interno il significato. E poi a partire da Grassmann in poi, richiamandosi a Leibniz, si dice c'è tutt'altro, non è solo quantitativa, la matematica, eccetera, eccetera. Quindi almeno direi che sostanzialmente da lì in poi nessuno l'adotta più. L'altro punto che Reich e Schimmer sottolineano è che non si tratta di oggetti, ma si tratta di relazioni e quindi che è lo studio di sistemi relazionali in generale. Un altro punto su cui insistono è che la matematica non riguarderebbe direttamente il mondo, quindi sarebbe una matematica pura contro una matematica applicata e dovrebbe contenere deduzioni che non fanno ricorso ad intuizioni ma sono basate su leggi generali del pensiero. Questo è un punto che a me non piace molto perché mette insieme più cose, quindi uno è l'idea di Pasch, insomma, del eliminare l'intuizione dalle deduzioni matematiche, secondo me che va distinta comunque dall'eliminare l'intuizione dagli assiomi, sono già due concetti diversi, e poi c'è questa questione delle leggi generali del pensiero, cioè ci sono almeno tre punti condensati in un punto solo. E l'ultimo punto, che ci sia una teoria generale degli insiemi e delle funzioni, loro hanno presenti due grossi modelli, teoria degli insiemi e teoria delle categorie come sfondo, e anche questo secondo me è chiedere molto per un protostrutturalismo. Ora passo un po' alla seconda parte, in cui cerco di presentare la mia interpretazione una provvisoria di quello che dice Peano sulla funzione e sull'uguaglianza, alcune delle cose che dice su funzione e uguaglianza, e vedere come a partire da questa analisi si può cercare poi di situare Peano all'interno, insomma, di questo panorama che vede il logicismo da una parte e lo strutturalismo dall'altra. In Peano ci sono due nozioni di funzione che lui distingue esplicitamente, quella che io chiamo funzione in senso stretto e quella che chiamo funzione in senso generale. E una delle mie tesi che spiegherò dopo è che ci sia qualcosa di simile anche in Grassmann, cioè quando Grassmann presenta la sua Ausdehnungslehre, la teoria dell'estensione, distingue una prima parte dove fa una teoria generale delle forme in cui sostanzialmente individua le operazioni di addizione e moltiplicazione con le proprietà algebriche e poi c'è una parte in cui queste operazioni sono riscoperte e ridefinite all'interno della matematica, quindi in aritmetica, in geometria, in teoria di estensione, perché la geometria è solo un'applicazione, eccetera, eccetera. E quindi è come se ci fossero delle forme astratte e delle forme incarnate, cioè un'operazione di moltiplicazione in astratto, che sarà per esempio distributiva rispetto all'addizione, e poi una moltiplicazione effettiva, cioè che è tra degli enti, quindi che è effettivamente parte della matematica. Quella che è forma astratta è in un certo senso indeterminata rispetto alla seconda, cioè non è qualcosa che posso separare, non è un trattamento separato, è semplicemente mettere in evidenza in maniera astratta alcune proprietà, però non è un oggetto in sé, non è un particolare come gli oggetti della matematica. Userò Gödel, come dicevo fin dall'inizio, perché in un punto in cui Gödel sono dei quaderni, Max Fill, sono questi quaderni che Gödel tiene e uno di questi è scritto, discute diciamo in dettaglio, è stata un po' una delle scoperte lavorando in questo gruppo sugli inediti di Gödel, discute in dettaglio il formulario di Peano. Allora si sa che lui cita Peano, però lo cita come un po' tutti, no? Peano, Leibniz, i fondatori, insomma poteva anche essere un pourparlers, questo non significava che conoscesse
nel dettaglio Peano. Quello che mi ha colpito è che ci sono molti riferimenti all'edizione, tra l'altro a quella la quinta edizione del formulario, quindi quella in latino sineflexione, quindi Gödel forse è uno dei pochi che hanno apprezzato il latino sineflexione, perché si vede che è riuscito a leggerlo mentre non leggeva evidentemente l'italiano. E in questo testo discute il concetto di funzione di Peano in un contesto particolare che è quello dell'analisi delle descrizioni definite. Quindi Gödel, che ha delle difficoltà con l'universo tipato di Russell e che quindi non è soddisfatto della soluzione delle descrizioni definite di Russell, sta in realtà confrontando un po' soluzioni possibili, e una la attribuisce a Frege, una attribuisce a Russell, e poi c'è questa che riprende da Peano. E quindi non sto dicendo che Gödel l'accetta, c'è un testo in cui lui discute, immagina varie possibilità, non prende una posizione specifica per questa, però discute la funzione del massimo. E nel discutere la funzione del massimo sostanzialmente dice qualcosa di questo genere. Quando Peano parla del massimo di una funzione, non ha sempre esplicitato le condizioni di esistenza e unicità, però quella definizione è come se avesse un significato, diciamo, indeterminato o parziale, e poi, caso per caso, quando verrà ancorata all'interno del formulario nelle situazioni specifiche, si dirà se esiste o no, e se esiste è unico, però in qualche modo la sua domanda è: Russell direbbe che dove non ci sono condizioni di senza unicità non c'è nessun riferimento in qualche modo, invece qui si dice no, è comunque significante per Peano, bisogna capire l'oggetto nullo a cui fa riferimento che cos'è, non è una classe, non è una funzione, e quello che io cerco di suggerire è questa specie di funzione indeterminata. E quindi potrei fermarmi qui. L'idea è che una funzione in senso stretto è una funzione che è sempre definita su un dominio, e quindi i valori per cui la funzione è definita sono esplicitati. Questa è, secondo Peano, la nozione di funzione che c'è in Russell, e secondo Peano questa è una nozione logica. In matematica però si fa uso anche di una nozione più indeterminata, dove appunto dominio e condominio non sono necessariamente determinati perché non è determinato il dominio, e che quindi si può riferire, diciamo, introdurre in generale. Una delle ragioni per cui io su questo punto faccio un collegamento con Grassmann è perché in Grassmann c'è questa nozione di operazione che è definita come con alcune proprietà minimali, e che poi è un'operazione che per esempio possiamo immaginare tra vettori, poi a seconda delle dimensioni del dominio in cui ci mettiamo, che sia R2, R3, R4, eccetera, avrà risultati diversi, quindi potrà darmi un vettore, un piano, un volume, proprio perché la dimensione del dominio in cui mi metto va a determinare il risultato dell'operazione. E quindi anche in Grassmann abbiamo questa idea che in matematica serve a poter parlare di una funzione anche quando siamo in condizioni indeterminate, cioè prima di averla in qualche modo incarnata. E questo è un punto un po' delicato, perché secondo me spiega anche abbastanza bene perché la filosofia della matematica di Peano non ha avuto successo, cioè la stessa per cui non ha avuto successo quella di Grassmann, cioè c'è una impossibilità tecnica di esprimere questa idea nella teoria degli insiemi, proprio perché in realtà cioè in matematica, almeno io da studente, la funzione arriva immediatamente con l'idea di quando una funzione è definita, non ha senso di parlare di una funzione in astratto. Vi cito però questo passo, l'ho tradotto in inglese, in realtà viene dal formulario e quindi è in latino sineflexione. Siccome lo avevo già in inglese mi sono permessa. In mathematics, there is no single definition, for example, of multiplication, nor does there exist in the formulary an equality of the form times equal expression composed by other signs. But there exists a definition of multiplication between two natural numbers, then between two relative numbers, then between two rational numbers, and so on.
In the formulary, one can easily find more than 30 definitions of x time y with different hypotheses. Thus, to the sign of function, it is not connected a domain onto which the function is determined, which is also called variability domain of the function. As a matter of fact, it is not possible to talk about equality of two functions, because two functions might produce identical results in one domain and different results in another domain. But two arbitrary functions u and v always have a common domain that can be expressed by x such that ux is equal to vx. We cannot talk about the number of functions that satisfy a given condition. No function is invertible, and so on. When mathematicians talk about equality, number, inverse of a function, the term function denotes the system u and a, where u is the function considered in paragraph 1 and a is the variability domain. We call it definite function. L'idea è che Peano dica quello che noi oggi chiamiamo funzione è quello che lui chiama funzione definita. C'è quindi anche un'altra nozione di funzione che è più ampia, che seguendo lui potremmo dire indefinita. Uno dei punti fondamentali è che in questa funzione definita io non posso determinare da principio se due funzioni sono o non sono uguali, quindi c'è una connessione tra l'uguaglianza e la definizione delle funzioni. È come se avessimo una definizione incompleta, qualcosa del genere. E quindi sembra plausibile questa analogia tra Grassmann, che ammette una nozione generale di operazione che non necessita di essere definita su un dominio specifico, e Peano, che introduce una nozione di funzione che può essere parzialmente indeterminata, tale che l'uguaglianza tra due funzioni non sia sempre determinabile. Scusa, E sulla slide precedente, la funzione definita nel paragrafo 1. era la funzione definita, cioè quella in cui diceva io ho una funzione che è sempre associata a un dominio, quindi una coppia ordinata UA. Allora perché deve aggiungere qui senza E perché diciamo che lui l'aveva discussa fin dall'inizio, adesso poi la riprendiamo perché poi la faccio, vi mostro il paragrafo 1 tra poco. E quindi è quella che dà all'inizio dell'algebra. A is the beginning. E is the beginning. Yeah. E quindi, allora, io ho parlato di definizione generale, ma non è propriamente una definizione, perché abbiamo detto che è indeterminata e che l'uguaglianza non può essere fissata. In effetti, la nozione di funzione nel formulario, nella quinta edizione, non compare né nella parte logica né nella parte aritmetica, ma compare soltanto qui, paragrafo 1, quindi nella parte di algebra. Function, operation, correspondence are identical or similar words. In the ordinary language, each relative word, such as father, son, indicates a function. We consider two classes A and B and we write U such that A post function B, and we read U is a sign of post function that transforms A into B, or U is a transformation of A into B. And we write U such that A f B, and we read U is a sign of prefunction that to each R let's correspond some B. E questa è la nozione generale che lui dà nel paragrafo 1 e poi dice generalmente poi quando in matematica la applichiamo noi usiamo indicare anche la coppia relativa al dominio. Non so se... Scusate, una cosa che volevo dire è che nella discussione, diciamo, il ruolo del concetto di funzione è centrale di solito nella discussione se la matematica sia o no riducibile alla logica, perché è poi al centro, per esempio, della critica di Boutroux, che è già stata citata ieri, e della risposta di Peano data al congresso, e poi delle critiche di Poincaré. Lì l'idea di Peano
nella risposta orale trascritta negli atti editi da Claparède, poi appunto è una risposta orale riportata, è che appunto non si tenga conto di questa differenza, che si deve accettare la nozione logica di funzione di Russell proprio perché c'è sempre un dominio esplicitato, mentre i matematici spesso questo dominio non lo esplicitano, quindi fanno uso del termine in un modo più generale, che guarda caso per Peano è molto più vicino a quello che è l'uso linguistico, quindi qua c'è secondo me un punto in cui il rapporto tra logica e linguistica è molto molto forte e ancora più evidente in un testo poi di Padua del 1930, l'articolo sulla logica che ha pubblicato nell'enciclopedia. E seconda cosa però, in entrambi i casi, dice Peano, né nel concetto di funzione in senso indefinito generale né nel concetto di funzione in senso definito c'è alcun ricorso all'intuizione. Quindi si può discutere se sono logica o matematica, ma non tramite ricorso all'intuizione come faceva Poincaré. Non è che è matematico perché c'è dentro qualcosa di intuitivo e non c'è invece nella definizione logica. Quello che secondo lui è diverso è il modo in cui viene ancorato a un dominio di enti, quindi l'idea della definitezza, della funzionalità. Ora verrai un attimo alla nozione di uguaglianza e poi vedremo come le due cose si mescolano pur non essendo minimamente sovrapponibili. L'idea è che ci sono un sacco di definizioni di uguaglianza e di equivalenza nei testi di Peano e poi nel formulario. A un certo punto è chiaro che la relazione di equivalenza viene definita poi a partire dai lavori di Padua come attraverso le proprietà di riflessività, simmetria e transitività, ed è proprio a partire da quella chiara caratterizzazione di Padua delle relazioni equaliformi che inizia a diventare un problema la definizione che c'è nel formulario. E Padua presenta tra 1904 e 1905, con una serie di lettere a Vailati, la sua proposta di definire l'identità attraverso riflessività e sostitutività, che è poi la stessa proposta che fa Hilbert al convegno di Heidelberg nel 1904, ed è chiaro qui l'idea leibniziana che c'è dietro della sostituibilità salva veritate. E per Padua questo si associa anche alla necessità di avere un'identità che è definita su tutto l'universo, mentre Peano resiste un po' su questo punto e continua poi a introdurre uguaglianze, se vogliamo, locali. Nel calcolo geometrico dell'88 Peano introduce separatamente l'uguaglianza tra classi e l'uguaglianza tra proposizioni, e l'uguaglianza è un simbolo primitivo ed è la relazione di inclusione a essere definita usando il simbolo di uguaglianza tra classi. Una classe è inclusa in un'altra se e solo se l'intersezione tra la prima e il complemento della seconda è uguale alla classe vuota. Negli aritmetici principi dell'89 la teoria delle proposizioni non segue ma precede la teoria delle classi nell'esposizione e l'uguaglianza non è più considerata un simbolo primitivo, ma è definita rispettivamente a partire dalla relazione di implicazione e dalla relazione di inclusione, che sono espresse dallo stesso simbolo. E quindi si ha un parallelismo tra l'uguaglianza delle classi e l'uguaglianza tra le proposizioni. Questo secondo me è un po' già un elemento caratterizzante di Peano, appunto l'uso dello stesso simbolo per mostrare che ci sono delle proprietà comuni in due domini diversi. E quindi qua è uno degli elementi che secondo me sono un po' protostrutturalisti, se vogliamo, comunque che hanno qualche cosa di strutturalistico, nel senso che si può parlare di domini diversi, di qualcosa di simile, ma in realtà mostrandolo in un simbolo più che dicendolo esplicitamente in un modo metalogico. Nei primi abbozzi del formulario del 91 Peano introduce l'uguaglianza tra proposizioni, poi l'uguaglianza tra classi e poi l'uguaglianza tra gli elementi di una classe, ed è lì che iniziano riflessività, simmetria e transitività ad essere usati. Nel formulario usa lo stesso simbolo per evidenziare il parallelismo tra uguaglianza tra segmenti orientati sulla retta, segmenti orientati nello spazio, e introduce 3 diversi tipi di enti e un unico simbolo per denotare le relazioni tra di essi in modo da evidenziare di nuovo le proprietà comuni. Infatti queste sono un po' le ragioni per cui poi Frege è insoddisfatto e anche Padua stesso è insoddisfatto dell'utilizzo dei simboli da parte di Peano,
secondo me l'unico modo per capire, non per giustificare necessariamente, ma per capire questo uso che fa Peano, è l'idea che il simbolo stesso mostri questi parallelismi. E infatti Peano continua a ritenere che non ci debba essere un'interpretazione fissata in tutti i domini e sembra quindi che la nozione di uguaglianza, come la nozione di funzione, venga introdotta esplicitamente in ciascun dominio matematico. Quindi è come se anche qua ci fosse una specie di necessità di lasciare indeterminata l'uguaglianza, così come l'uguaglianza tra funzioni, fino a che non si arriva all'interno di un dominio e lì la si specifica. Però nello stesso tempo si vuole dire che c'è una qualche relazione. Si riesce in qualche modo, probabilmente in parte inadeguato, comunque a parlare di uguaglianza anche al di fuori dei domini specifici. Questo un pochino l'ho già detto, questo di Padua, il richiamo con Hilbert, quindi riflessività e sostituibilità, e la definizione di Padua è di tipo sintattico-linguistico, quindi non è basata sul concetto di classe, ma fa appello alla nozione di un'espressione generica del linguaggio, cioè espressa per una qualunque formula, quindi in questo senso si propone come unica e generale, perché la definizione di uguaglianza che usa nel formulario Peano diventa che x è uguale a y quando, data una certa classe, se x appartiene a quella classe, allora anche y appartiene alla classe. Quindi c'è questo riferimento a una classe di cui entrambi sono elementi, che spiega la loro uguaglianza come coappartenenza, diciamo, alla stessa classe. No? E invece Padua critica a questo punto, dice: ma no, non devo usare il concetto di classe per introdurre l'uguaglianza, devo usare la sostituibilità leibniziana, e la sostituibilità leibniziana in senso forte, cioè per qualunque. E quindi dice: distinguiamo con chiarezza le relazioni di equivalenza, dove usiamo riflessività, simmetria e transitività, dalla uguaglianza, che è una riflessione, l'identità, togliamo, che è una nozione speciale di equivalenza. E quindi fornisce una sorta di definizione logica. Padua poi la usa esplicitamente anche per spiegare, qui torniamo a una connessione complicata tra uguaglianza e funzione, perché la sua idea è di distinguere tra proposizioni logiche e proposizioni aritmetiche, quindi chiaramente Padua ha una demarcazione tra logica e aritmetica, non è molto aperto, cioè non si sbilancia sempre. Per esempio la coppia ordinata a un certo punto sembra che non sia logica, perché c'è dentro l'ordine, la coppia invece è logica. Diciamo c'è una certa, non dico esitazione, però cautela nel caso di Padua. Non è necessario che questa demarcazione sia proprio fissa, però la sua idea è che la compatibilità delle operazioni con l'uguaglianza è una verità logica perché segue direttamente dalla definizione, mentre la legge di cancellazione, valida per l'addizione tra numeri naturali, è una verità matematica perché non è dimostrabile a partire dalla definizione data. E forse con l'esempio delle frazioni questo si vede un pochino meglio. Dunque Peano aveva segnalato un classico problema, questa è proprio un'applicazione didattica se vogliamo, dalla discussione didattica viene fuori che spesso i matematici scrivono sulla lavagna 2/3 uguale 4/6, ma questo chiaramente non va bene perché la prima è una frazione irriducibile e la seconda no, non sono due cose identiche. Allora Peano propone due soluzioni: o si considera che l'essere irriducibile non sia nemmeno una proprietà di una frazione, quindi escludiamo questo punto, ma spesso serve, o la si considera al più una proprietà non reale ma formale di una frazione, una proprietà dovuta al simbolismo, come ad esempio lo stare a sinistra del segno di uguaglianza. E quindi è come se mi introducesse di nuovo una specie di uguaglianza relativa, sono uguali rispetto alla proprietà reale, ma sono diversi rispetto alla proprietà formale o simbolica. Ovviamente a Padua tutto questo non piace per niente. E secondo me questa un po' conferma la tendenza di Peano verso l'identità relativa, ma anche verso l'attenzione per la pratica matematica effettiva. Cioè Peano sembra sempre un po' dire: ma se i matematici lo usano lasciamoglielo fare, spieghiamo semplicemente dov'è la questione del rigore e dell'esattezza, come possiamo uscire dalla contraddizione. Invece Padua dice: no, noi dobbiamo definire la frazione come l'insieme di tutte le coppie di interi proporzionali alla coppia AB, e quindi come la classe di equivalenza della coppia rispetto a una relazione equaliforme di proporzionalità. E quindi potremmo definire non solo più l'equivalenza, ma anche una vera e propria identità logica tra 2/3 e 4/6 intesi come rappresentanti
di classe. E questo secondo me spiega abbastanza bene la differenza tra i due. Vedremo ancora meglio, credo di avere una slide dopo parlando di logica e matematica, come Padua usa poi questa stessa nozione di uguaglianza e di funzione per distinguere tra logica e matematica. E vengo qui all'ultima parte, quindi cerco di riprendere quello che ho accennato sulle nozioni di funzione, sulle nozioni di uguaglianza, applicandolo un po' a due temi classici, che sono la demarcazione tra logica e matematica e al ruolo dell'identità per identificare un po' dove si situa Peano in questa scala tra logicismo e strutturalismo. Allora, quando si parla di demarcazione tra logica e matematica, secondo me ci sono tante cose da specificare. La prima è che possono essere considerate, diciamo, una riducibile all'altra nel senso debolissimo che sono indistinguibili. Questa è una tesi che ho trovato in Rouget, che è un grande lettore e divulgatore di Peano in Francia, una fase successiva a quella di Couturat, qui dice che matematica e logica sono indistinguibili nel senso che entrambe sono esprimibili simbolicamente e non necessitano ricorso a intuizione né nella formulazione degli assiomi né nella derivazione dei teoremi. Quindi in realtà questa è una definizione minimalista che si applica a tante cose, geografia, calcolo simbolico, formalismo, che è anche un po' imprecisa, però è una vulgata che si trova nel Novecento, quindi dire sono in realtà indistinguibili e quindi sono più o meno la stessa cosa perché tutte e due simboliche, formali, eccetera, eccetera. Generalmente più spesso matematica e logica sono distinte ma non disgiunte, quindi la frontiera può essere tracciata in maniera diversa, questo è per esempio Padua, può essere relativa come per Padua o fissa. Dire che la matematica è riducibile alla logica significa o che i concetti matematici primitivi sono tutti concetti logici, o non sono esclusive, che tutte le proposizioni matematiche sono traducibili in proposizioni logiche senza che la riformulazione, che per esempio può essere impredicativa, sia a causa di antinomia. Punto C, che i teoremi matematici sono dimostrati con regole logiche di deduzione. Questa è la versione che trovo più spesso in Couturat, quindi Couturat insiste sempre, si diceva ieri stenografia algoritmo, cioè lui insiste sempre sull'aspetto delle regole logiche di deduzione, su cui invece Peano effettivamente non insiste per niente. Punto D, la coerenza della matematica può essere provata con dimostrazione relativa di coerenza basata sulla coerenza della logica. Li ho distinti perché per esempio Pieri discute il punto D, il punto C non c'è per niente in Peano, il punto B sostanzialmente in parte, nel senso che non è proprio, insomma, secondo me non è propriamente una riformulazione, però è più un'analisi concettuale quella che fa Peano comunque, e che i concetti matematici primitivi sono tutti logici, sicuramente no, in questa forma così forte. Un'altra possibilità è che la matematica sia generata dalla logica, come dire, hanno un rapporto molto stretto, ma non è una... Allora, uno è l'approccio riduzionista, cioè l'idea di un sistema chiuso. La matematica deve essere assiomatizzata in modo da poter essere ridotta ad alcuni elementi fondamentali, concetti e proposizioni logiche primitive, dai quali è possibile derivare tutte le proposizioni matematiche con un insieme predefinito di regole logiche. Cioè è quell'idea dell'approccio assiomatico che serve a dire io ti do tutti gli elementi e poi tu mi generi tutto il sistema. Gli elementi dovrebbero essere tutti logici o al massimo separiamo bene quali sono gli assiomi logici dagli assiomi matematici, poi però con sole regole logiche generiamo tutto il sistema. L'altro invece è quello che io chiamo approccio combinatorio più problem solving, in cui la matematica è generata cumulativamente per applicazioni ripetute di relazioni, operazioni, connessioni logiche che seguono regole che però possono differire da caso a caso. Questa è una distinzione che ho trovato in Grattan-Guinness e che lui attribuisce a Schrödinger, ma che secondo me in parte si può anche applicare a Grassmann, per esempio a tutto il suo calcolo combinatorio sui vari tipi possibili di moltiplicazione, oppure in parte anche Peano, cioè l'idea è che il sistema assiomatico serve più a fare un'analisi concettuale, una chiarificazione concettuale, ma che in realtà la matematica come procede? La matematica procede diversamente e che quindi in matematica noi possiamo avere una serie di relazioni e operazioni che non sono tutte concatenate tra loro assiomaticamente, che producono i risultati e poi faccio un'analisi concettuale successiva. Questa è un po' la differenza. Sicuramente l'approccio di logicista alla Russell sta nel primo
e quello di Grassmann sicuramente nel secondo. L'altro elemento è la matematica contiene della logica, contiene degli elementi logici, ma sicuramente non è riducibile alla logica perché appunto alcuni concetti matematici non sono logici, come la coppia ordinata in Peano, la funzione in senso non definito in Peano, coppia ordinata in Padua, scusate, oppure alcune proposizioni matematiche che contengono tali concetti sono non logiche, oppure alcune regole di dimostrazione matematica non sono logiche. Questa è per esempio la tesi di Poincaré quando discute l'induzione aritmetica e dice appunto per cui c'è qualcosa di non logico sta nella regola, sta in quel tipo lì di inferenza. Sul rapporto tra concetti matematici e logici, dicevo, Padua difenderà secondo Poincaré dicendo che le relazioni sono logiche, in un certo senso lo fa anche Peano, l'ho già citato, quando dice che quella con il dominio definito è logica, e Pieri si spinge forse un passo ancora più in là dicendo esplicitamente che le nozioni di classe e funzione come nozioni logiche sono nozioni logiche e che quindi il numero e il successore di numero possono espresse in maniera logica, se vogliamo. Per quello che riguarda l'approccio riduzionista o combinatorio, vorrei insistere sul fatto che Peano parla sempre della scelta del numero minimo di termini logici primitivi. Secondo me c'è veramente un po' una fissazione su questo minimo qualche volta, e quindi un'enfasi quasi pragmatica sull'eliminazione dei concetti inutili, che però non corrispondono necessariamente a una ricerca dei fondamenti definitivi di una teoria. Se uno pensa all'eredità leibniziana di questo punto, per Leibniz ricercare la caratteristica vuol dire effettivamente trovare le nozioni primitive fondamentali. Nello stesso Gödel noi ritroviamo almeno come ideale questa idea, l'assiomatizzazione ci deve ridare, se funziona, se arriva dove dovrebbe arrivare, le nozioni primitive, il fatto che abbiamo ancora tutte le contraddizioni della teoria degli insiemi perché non siamo ancora arrivati fino lì. In Peano questo non c'è, anzi tutte le definizioni possibili, le definizioni alternative, cioè Peano non sembra avere un buon ordine dei concetti con un certo numero di concetti primitivi e poi tutti gli altri che vengono dopo, neanche come ideale, questa è la mia impressione, ripeto, non è ancora una tesi definitiva. E quindi secondo me per questa ragione lo vedo più vicino a un approccio combinatorio, dove in realtà lui prova varie definizioni possibili, prova l'interdipendenza dei concetti primitivi attraverso i simboli primitivi, senza arrivare sempre senza dare una ragione ultima per una scelta rispetto a un'altra. Di questo direi che ho già un pochino detto, che appunto Padua sembra considerare la nozione di funzione come una nozione logica perché distingue la funzionalità dall'iniettività, cioè l'idea che se io dico che x è uguale a y, allora f di x è uguale a f di y, è logico. L'inversione, cioè che se f di x è uguale a f di y, allora x è uguale a y, è una proprietà matematica perché dipenderà dal dominio in cui mi metto, dal tipo di funzione che vado a scegliere, quindi l'iniettività è sicuramente matematica. Dico ultima cosa sull'identità, quindi abbiamo già visto come secondo Wein-Egerton dovrebbe essere fissata, e invece abbiamo visto che lo è per Padua ma non lo è per Peano, che insiste continuamente sulle definizioni di identità locale. E quindi per quello che riguarda la metalogica, diciamo che secondo alcuni l'insistenza sull'uso della logica per risolvere i conflitti teorici ha condotto Vailati ad affermare che la logica permette di vedere che molte differenze non sono altro che identità, e questo per esempio secondo Pozzi significa che non si possono avere interpretazioni diverse di una stessa espressione. Al contrario, Casari nel 2010 al convegno a Torino sosteneva che le analisi di Padua sulla definibilità sono un esempio di ricerca metalogica. Quindi sul punto della metalogica, secondo me, è un punto secondo me aperto. Parlare di metalogica forse è forte, però il mio suggerimento nel caso di Peano è che comunque l'uso dello stesso simbolo in realtà sia un modo di parlare di qualche cosa al di fuori del dominio senza avere veramente degli strumenti metalogici per farlo. Abbiamo una forma un po' primitiva.
La conclusione provvisoria è che sicuramente non c'è logicismo rispetto alla definizione che avevo dato come matematica che non è parte della logica. I numeri naturali e razionali non sono concetti logici perché il piano continua a difendere la nozione operatoria, non c'è riduzionismo e non c'è una filosofia matematica esplicita, nel senso logicista, ma non c'è nemmeno uno strutturalismo filosofico in senso moderno, e per questo ho provato a coniare la definizione di algebrismo metodologico che sto provando a caratterizzare in questo modo. Si fa uso di equazioni e operazioni piuttosto che di connettivi, simboli di relazione e quantificatori. Detto così è un po' forte, più che altro diciamo si ha una certa preferenza per un approccio operatorio in alcuni casi. Le definizioni operazionali di numero sono preferite alle definizioni basate sulla nozione di classe. C'è un forte interesse per alcune proprietà metalogiche di una teoria, anche se più spesso in forma implicita. Si studiano le proprietà delle operazioni in domini diversi, questo è importante. C'è anche un tema che oggi non ho discusso per niente, cioè un'influenza della logica di Schrödinger che è molto forte. C'è una tendenza nella letteratura a basarsi su un'opposizione netta a piano Schrödinger, invece tutti i formulari hanno una continua ripresa di punti di Schrödinger, quindi la mia idea è che, non lo discuto oggi, ma insomma rispetto all'immagine che si ha nella letteratura, invece il rapporto tra piano e Schrödinger sia molto molto più forte e che sia più dalla parte di Schrödinger la critica che non dalla parte di piano. Non c'è riduzione della matematica alla logica. La filosofia della matematica, se c'è, è implicita nel senso di un'analisi concettuale e chiarificazione del rapporto tra i simboli e i concetti denotati. Non ne ho parlato oggi, però è molto importante secondo me anche la scelta dei simboli, la scelta dell'epsilon greco per st, la scelta dello iota e dello iota inverso. E ci sono passi in cui Bolzano, in cui Peano in qualche modo insiste sul rapporto quasi naturale tra il simbolo e ciò che deve denotare. Questo è un elemento leibniziano forte. Secondo me l'eredità di Peano delle caratteristiche universali sta lì dentro, nella scelta dei simboli e nel modo in cui il simbolo si porta dietro un po' di significato. Quindi c'è questa cosa che il simbolo non è mai senza significato, il simbolo stesso c'ha dentro un po' di significato che è legato proprio nella sua naturale denotazione. E poi questo altro tema che non ho discusso oggi, questo grande interesse per la linguistica, per il linguaggio ordinario, le analogie tra il linguaggio simbolico per esprimere la matematica e le caratteristiche universali di Leibniz, ed è un tema che ho discusso un pochino in un articolo su Rouget, dove secondo me il tema della svolta linguistica, che comunque spesso è anche un po' posticipato, in realtà il piano è molto presente in una forma un po' sui generis, se vogliamo, però è un altro tema che è molto importante per capire questa analisi concettuale e questa chiarificazione. Quindi questi sono un po' i temi chiave su cui lavoro. Se c'è o non c'è una contribuzione all'algebra astratta, le analisi di definizione di numero di grandezza, non ho parlato per niente di grandezze oggi, identità quantificatorie metalogiche, no riduzionismo disciplinare, la tradizione Grassmann-Schröder, rapporto tra logica e matematica, la filosofia della matematica come analisi concettuale e il rapporto tra logica e linguistica. E chiudo lasciandovi un po' lo sguardo di Gödel che torna indietro su Peano, che a sua volta dà un'occhiata a Grassmann. Grazie. D'accord. Donc, attends, on prend un quart d'heure pour la discussion ou on fait la pause maintenant? D'accord. Je suis d'accord. Attendez, rappelez-moi que ça c'est...